Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo con una notizia, una tragedia aerea. È precipitato un velivolo, è morta Alessandra, 15 anni, una studentessa con il suo istruttore. L'ultraleggero su cui volavano è caduto e ha preso fuoco, è accaduto a Premariacco. Ci collegheremo poi più tardi in diretta con il nostro inviato Stefano Giovanpietro. Tragedia ieri sull'Alemagna nel Bellunese, uno schianto violentissimo sul ponte Cadore. La vittima è Vincenzo Martinazzo, di 75 anni, storico del Palio di Montebelluna. Un boato fortissimo, il rumore delle lamiere contorte, l'auto ferma in mezzo al ponte Cadore sull'Alemagna. L'ennesima tragedia della strada. La vittima è un 75enne, Vincenzo Martinazzo, residente a Montebelluna. In macchina assieme a lui il nipote minorenne è rimasto ferito ed è lì trasportato in ospedale. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto. 4 i mezzi coinvolti. Sembra, da una prima ricostruzione, che la macchina guidata dall'anziano, forse per un malore, abbia invaso la corsia opposta da dove stava arrivando un camion. Lo schianto violentissimo, nulla da fare per il 75enne. Il mezzo pesante si è fermato a ridosso del guardrail. Dietro la macchina della vittima altre 2 vetture che non sono riuscite ad evitare l'impatto. In una 3 donne statunitensi, una 28enne e 2 29enni rimaste illese, così come non hanno riportato ferite l'automobilista della terza auto e il camionista. La notizia della morte di Martinazzo ha raggiunto subito Montebelluna, dove il 75enne era conosciuto. Una grave perdita per la comunità montebellunese. Era una persona buona, sempre disponibile verso tutti, una persona leale e anche una persona affettuosa. Oggi perdiamo certamente una delle colonne portanti della comunità montebellunese. Io tra l'altro lo conoscevo molto bene da sempre, quindi non posso che ovviamente portare le mie più sentite condoglianze a tutti i familiari, mi sembra insomma il minimo. Storico del Palio e cuore di questa manifestazione. Purtroppo è giunta la notizia della morte di Vincenzo, una delle figure storiche, proprio storiche del Palio, perché fa parte di quel gruppo di amici che tanti anni fa, nel fine degli anni '80, si sedettero attorno a un tavolo e hanno avuto questa brillante idea di dare vita al Palio di Montebelluna. Vincenzo era colui che si occupava del drapo, perché per la sua professionalità, per la sua competenza, ed è stata una persona per me molto importante, perché io che sono nuovo presidente, che magari sicuramente in Castenza magari mi manca un po' della storia di questo Palio, mi ha istruito su quello che era lo sviluppo degli anni dei drappi, fino a portarli poi in mostra in museo al Meve a Biadene. La viabilità sul Cadore è rimasta paralizzata per diverso tempo per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Sul posto, oltre alla polizia stradale, i vigili del fuoco, il SUEM 118 e il personale dell'ANAS. Servizio di Daniela Sizia, avremo altra cronaca più avanti, ma adesso ci colleghiamo con Cabalbi a Venezia, perché sta parlando nel punto stampa il presidente Luca Zaia. Si tratta di notizie su turismo e accordi con il Ministero della Cultura. Sentiamo. Sono distanti, ma potrebbero anche essere molto vicini. Quindi da un lato, e invito qui Monsignor Dario Viganò, prego, che saluto, gli do il benvenuto. Ciao. E l'assessore Corazzari, prego. E per parlare del primo tema, che è un accordo importante tra Ministero della Cultura, Regione Veneto e Fondazione MAC. Fondazione MAC, poi ve ne parlerà Monsignor Viganò, è l'acronimo di Memorie Audiovisive del Cattolicesimo. Allora, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo fatto una piccola magia, nel senso che siamo riusciti, quindi ringrazio poi Fondazione MAC anche degli veneti illustri, diciamo, al proprio interno, e penso ad esempio che saluto Giuliano Cannella, che è presente nel CDA di Fondazione MAC, la famiglia Ariello e altri. Siamo riusciti a chiudere un bel accordo che poi verrà firmato, secondo il quale sostanzialmente nelle memorie audiovisive del cattolicesimo si va, ed è attività della Fondazione MAC, si va a recuperare tutto quello che è l'archivio analogico, nella fattispecie in questo caso di 2 papi, Papa Pio X e Papa Luciani, per raccogliere tutto questo materiale, soprattutto l'inedito
che magari si ritrova ancora in qualche archivio di qualche televisione privata, negli archivi di Rai, eccetera, o magari anche in qualche Super 8 che è stato girato in qualche, che so, cresima, battesimi o queste robe, per dar vita su supporto digitale a una raccolta, una cineteca che sia assolutamente a disposizione di tutti i cittadini. Quindi questa è una grande operazione, quindi Ministero dei Beni Culturali, Fondazione MAC e Regione Veneto. Passerei la parola al Monsignor Dario Viganò, che è il Presidente della Fondazione, e poi facciamo chiudere all'Assessore Corazzari. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. La Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo nasce su un'intuizione di Papa Francesco, quando appunto in un'intervista che mi ha concesso sul cinema dice: ma accanto alle grandi istituzioni che è l'Archivio Apostolico Vaticano, accanto alla Biblioteca Apostolica Vaticana, io sogno possa nascere un giorno anche una Mediateca Apostolica Vaticana. Siccome i sogni per realizzare hanno bisogno di piccoli passi, ecco, il primo passo realizzato verso quell'obiettivo è la Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo, che ha un comitato scientifico, che sono i grandi conservatori delle Cineteche di Stato, oppure della Cineteca del Friuli, il Cineteca di Bologna, insomma le grandi istituzioni di conservazione, una serie di docenti, di professori dell'università, e il CDA è composto da alcuni imprenditori e due eccellenze, credo venete, possiamo ricordarle, ha già ricordato il Presidente, Giuliano Canella e Giordano Riello, che sono intervenuti personalmente nella costituzione della Fondazione. La Fondazione cosa fa? Va alla ricerca di quelle memorie purtroppo oramai molto perdute, perché se pensiamo ad esempio agli anni di Pio X è stato un grande pontefice, di lui abbiamo la certezza che sono state fatte 3 vedute cinematografiche, come si chiamavano all'epoca, tra il 1914 e il 1915, ma di queste vedute non si è ancora trovato il supporto fisico, non sappiamo se ancora esiste. Certamente nelle grandi istituzioni che hanno mappato il proprio materiale non c'è e non ci sono, e quindi bisogna andare alla ricerca attraverso la rete della FIAF, cioè delle cineteche internazionali, se per caso qualche bobina, qualche almeno segmento di quelle vedute esiste. Se esiste, bisognerà cercare di capire in che stato sono, restaurarle prima secondo i criteri tradizionali e poi digitalizzarle e metterle a disposizione, con uno studio anche di tutti i documenti connessi a queste vedute. Pensate, Pio XII, a differenza del suo predecessore Leone XIII, che amava molto tutto ciò che aveva a che fare con le scienze delle ottiche, Leone XIII fece inserire tra le personificazioni delle arti benedette nella Galleria dei Candelabri, oggi Musei Vaticani, la personificazione dell'arte fotografica. A lui dobbiamo i primi film, ricordate, dei Dixon americani, con cui poi si rompe il legame proprio perché c'è una manifestazione di questi film in luoghi dove ci sono magari anche altre situazioni ritenute non così congrue alla presentazione del pontefice, e lì nasce invece il rapporto con i Lumière e quindi Fratelli Calcina, eccetera. Quindi Pio XII, a differenza sua, cosa fa? Pone il veto di rappresentare, di riprendere cinematograficamente l'effigie del Santo Padre. Quindi noi di questo pontefice abbiamo queste vedute, e poi abbiamo dal 54 in poi, dalla sua canonizzazione, una serie di documentari che sono stati fatti, ma molto spesso abbiamo le processioni dove però il Papa non si vede. Poi Giovanni Paolo I, il Papa del Sorriso, di lui abbiamo poco perché appunto è stato per pochi giorni pontefice, ma ha suscitato molte produzioni
cinematografiche e televisive, quindi andare a mappare anche un po' in tutto il mondo la distribuzione di questi prodotti audiovisivi per noi è molto importante, legandolo poi agli studi appunto storici sulla Chiesa o anche su come hanno contribuito questi pontefici a ripensare il profilo della Chiesa. E poi c'è un terzo Papa che non è proprio veneto, ma per capire il quale dobbiamo conoscere bene il suo magistero di patriarca di Venezia. Sto parlando di Giovanni XXIII. Giovanni XXIII, per comprendere a fondo la portata rivoluzionaria forte, la sua decisione, il suo pragmatismo, è necessario conoscere ciò che lui ha fatto proprio qui sulla sede del Patriarca di Venezia, e anche lui sarà un pontefice che studieremo. Tutto questo materiale che sarà ricercato, mappato, archiviato, là dove è possibile digitalizzato, poi verrà messo a disposizione sia sul portale che poi attraverso tutta una serie di istituzioni legate al Veneto, penso appunto alla Cineteca, a tutto il reparto scolastico, all'educational eccetera, perché credo che sia davvero importante recuperare la memoria, perché la memoria degli audiovisivi del cattolicesimo non è una cosa che ha a che fare con la fede, ha a che fare con i costumi, ha a che fare, provate a pensare, anche con la modificazione di alcune città. Il giubileo, per esempio, del 50 modifica la percezione di Roma dei pellegrini che giungono e vede una città che si ripensa, si ristruttura anche urbanisticamente, architettonicamente, quindi i grandi eventi religiosi del cattolicesimo creano una percezione culturale e sociale della nostra penisola. Questo è quello che vogliamo fare, e quindi ringrazio il Presidente che ha creduto in questo progetto, il Ministro l'ha già ringraziato lui, anch'io mi associo ai ringraziamenti, e all'Assessore per la Cultura. Grazie. Grazie. Prende la parola l'assessore Corazzari, assessore alla cultura della Regione del Veneto. Sentiamo una parte del suo intervento, poi torniamo alla cronaca. Noi come Regione del Veneto, grazie alla volontà del Presidente Zaia, abbiamo voluto fortemente investire in questo settore, ben consapevoli di come si tratti di un sistema che può dare grandi potenzialità di crescita, di promozione alla nostra Regione da più punti di vista. Tutto ciò che riguarda le arti cinematografiche ed audiovisive impone però anche una tematica che è quella della conservazione, della memoria, soprattutto riguardo a delle figure così importanti che tanto profondo segno hanno lasciato nella nostra cultura. Lo facciamo attraverso anche progetti specifici. Abbiamo recentemente sottoscritto con l'Archivio della Biennale di Venezia un progetto di una convenzione di collaborazione, abbiamo fatto attività specifiche per la digitalizzazione di materiale fotografico con la Fondazione Cini, e quindi questo accordo così importante non fa altro che consolidare quella che è una nostra volontà, che vogliamo nell'ambito della conservazione di quelli che sono gli elementi fondamentali di percorsi culturali del passato che possono essere documentati attraverso il cinema e l'audiovisivo. Chiaro che ciò impone un'importante azione di attività e di investimento. Io ringrazio la mia struttura, la dottoressa Fausta Bressani, e tutti coloro che collaborano da tempo, anche la nostra Film Commission regionale, che è stata costituita recentemente ma che sta avendo un forte momento di crescita, e pertanto sarà una grande occasione per noi per implementare questa azione che ci vede già presenti con una Cineteca regionale del Veneto insieme alla Regione Friuli, e sapremo che facendo questo faremo non solo un'opera di catalogazione e di conservazione molto importante, ma daremo seguito anche ad un percorso di conservazione per il futuro che ritengo sarà un lascito fondamentale di questa amministrazione e di chi collabora a questo progetto come il Ministero. Grazie. Quindi presentato questo accordo con il Ministero della Cultura, col Ministro San Giuliano, per una Cineteca Apostolica Vaticana, anche attraverso tutte le immagini, tutti i video, tutti gli audiovisivi che sono presenti negli archivi del Veneto. Torniamo alla cronaca. Si è spenta ieri mattina Manola Cucchi, compagna di Massimo Bortolato. Sono morti a seguito delle ferite riportate nel tragico schianto avvenuto a San Polo di Piave mentre erano in sella alla loro moto. L'infermiera era originaria di Conselve.
Non ce l'ha fatta Manola Cucchi, 58enne di San Donà di Piave. È morta a poche ore di distanza dal compagno Massimo Bortolato di Ponte di Piave, con cui era in moto al momento del tragico incidente avvenuto domenica pomeriggio a San Polo. Si è spenta a causa delle gravi ferite riportate nello schianto con una Ford Fiesta che ha fatto sbalzare i due compagni a 30 metri di distanza. Massimo Bortolato è spirato durante il trasporto d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello, dove era ricoverata anche Manola. L'indomani dell'incidente la notizia della sua morte. Operatrice sociosanitaria in una struttura del Veneziano, condivideva con Massimo la passione per le Harley Davidson, due quelle possedute da Massimo. Passione che condividevano sui social, dove si sono moltiplicati in pochissime ore i pensieri di cordoglio per la loro morte. Amici, compagni di viaggio e conoscenti, tutti increduli per una morte inaspettata. Solo poche ore prima del violento schianto, le parole postate da Massimo Bortolato: quanto è duro l'asfalto, soprattutto se lo baci 2 volte di seguito. Massimo, 56 anni compiuti lo scorso 17 agosto, lascia una comunità attonita. Molto conosciuta infatti la sua famiglia, che da sempre commerciava a Ponte di Piave alimentari nei mercati. Lui stesso era solito vendere, soprattutto nel periodo autunnale, castagne lungo la Postumia. Una storica famiglia di Ponte di Piave è proprio legata a quell'attività di ambulanti nell'ambito dell'alimentare e collaborava anche in quelle iniziative che la Proloco con l'amministrazione comunale metteva chiaramente in campo, e quindi davvero il cordoglio di tutta la comunità per questo gravissimo incidente stradale che lascia chiaramente una grave perdita in tutta la comunità pontepiavense. Va veramente la vicinanza anche ai familiari della compagna, e naturalmente in queste situazioni in cui è sempre difficile dover poi imbattersi nel superare un dolore così grande, e chiaramente come amministrazione nel caso di Ponte di Piave siamo rimasti a disposizione proprio per quello che si potrà fare proprio per sostenere la situazione. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Lo scontro avvenuto tra via Roma e l'incrocio con via Pappa Luciani, scontata l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale plurimo. La procura disporrà una perizia cinematica. Importanti potranno essere le immagini delle telecamere della zona che il sindaco di San Polo, Nicola Fantuzzi, si è detto pronto a mettere a disposizione delle forze dell'ordine. La tragedia di Paderno Dugnano, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, perché ci sono implicazioni che riguardano le nuove generazioni, il disagio di tanti ragazzi che arrivano a questi gesti spaventosi. Riccardo che ha ucciso i genitori e il fratellino di 12 anni, la canzone dei Beatles, il debito a scuola, il compleanno del padre che era stato appena festeggiato, e poi la strage nel corso della notte. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, e Cristina Arboit ha intervistato lo psicologo e psicoterapeuta Mirko Casteller. Mirko Casteller, buonasera. Mirko Casteller, psicoterapeuta, psicologo forense, esperto di relazioni familiari. E c'è una famiglia sterminata a Paderno Dugnano, questo 17enne che avrebbe per l'appunto sterminato la propria famiglia. Nelle scorse ore è stato sottoposto a interrogatorio. Ha detto: mi sentivo oppresso, in casa mi sentivo un corpo estraneo, però appunto lo stesso PM dice non c'è un movente. Che idea si è fatto di questo dramma familiare, dottor Casteller? Beh, un dramma recente, quello che sembra emergere e che colpisce è la normalità. E non siamo abituati a vedere la patologia, la devianza umana nella normalità. Questo ragazzo era un ragazzo modello, era un ragazzo che aveva ottimi risultati scolastici, aveva ottimi risultati sportivi, apparteneva a una famiglia ideale, sembra con condizioni anche sociali, economiche adeguate. Ciò non toglie, si sentiva un corpo estraneo, cioè come fosse una persona fuori di quella famiglia, un soggetto che non apparteneva a quella famiglia, e ciò nonostante recitava un ruolo all'interno di quella famiglia, il figlio modello. Ecco, la normalità è preoccupante perché è tra di noi, quindi non ci sono famiglie che possono sentirsi escluse. Il paradosso vuole che probabilmente l'unico antidoto è l'imperfezione dei nostri figli, cioè non dubitiamo mai dei figli imperfetti, perché probabilmente se hanno qualche difetto vivono conflittualità e devono superarle. Iniziamo con questi casi a preoccuparci della perfezione. E chi è che vende la perfezione? Sono i social.
Cioè noi dobbiamo presentarci come perfetti, noi dobbiamo presentarci come belli, noi dobbiamo presentarci come performanti, noi dobbiamo essere perfetti. Ecco, questa è la perfezione che crea patologia. Chi ha visto questo 17enne nelle ore dell'interrogatorio ha parlato di un ragazzo fragilissimo, è stato utilizzato questo aggettivo, fragilissimo. Spesso si parla di fragilità quando ci riferiamo ai nostri giovani. È così diffusa questa fragilità? È molto diffusa, soprattutto, se mi permette, tra le figure maschili. Molto di più rispetto alle ragazze, alle figure femminili. Le figure femminili oggi hanno una stabilità emotiva e relazionale maggiore rispetto alle figure maschili, sia esprimendo forme di aggressività sia di fragilità. Però per chi guardava da fuori quel ragazzo, quelle fragilità non erano evidenti in passato. E perché? Perché noi guardiamo gli aspetti del risultato scolastico, guardiamo gli aspetti del risultato sportivo, ma tutti quegli aspetti lì non costruiscono un uomo, un essere umano. La fragilità è di un'altra dimensione, perché la fragilità appartiene ai valori fondamentali, al senso della vita, al significato della nostra esistenza, ed è quello che i genitori devono insegnare ai propri figli. Lei, dottore, ha parlato appunto di una tragedia della normalità. Significa che non ci sono campanelli d'allarme? Quindi è difficile riconoscere e prevenire? Assolutamente sì. In passato eravamo facilitati dalla devianza. Quasi sempre chi si comportava in un determinato modo dava dei segnali e quei segnali permetteva alle istituzioni preposte di anticipare eventuali fenomeni negativi, aggressivi o autolesionistici. Oggi le patologie si sviluppano all'interno delle case in condizioni di normalità. Come valutare, come cogliere i primi segnali? Io lo dico sempre, l'isolamento. I ragazzi, quando voi li vedete nei social, attraverso gli smartphone o altre strutture, sono nelle proprie stanzine, nelle proprie abitazioni, nelle proprie camere, non sono sicuri. Perché lì c'è la rete li porta a connettersi con il mondo e spesso questi sono dei casi che vivono dissociazione tra un'immaginaria vita loro, che è quella che desidererebbero e che hanno maturato all'interno dei social, e la realtà. E nella realtà non appartengono, si sentono corpi estranei. Si sentono corpi estranei, molto interessante questa intervista del dottor Casteller, perché sono ragazzi frastornati dai social, dai videogiochi, vivono in un'altra realtà, è come se vivessero in un film, non si rendono conto di quello che fanno a volte. C'era stato nel 2017 una vicenda davvero tragica, quando un sedicenne freddò il padre con un colpo di fucile. Dopo un percorso di riabilitazione è messo alla prova, attualmente è un uomo libero. 5 anni fa uccise il padre con un colpo di fucile alla nuca mentre era appisolato in divano. Dopo un percorso di messa alla prova concessogli dopo la condanna in corte d'appello, il reato è stato estinto per Alberto, che nel marzo del 2017 a Selvazzano uccise il padre Enrico. Il ragazzo era sedicenne all'epoca dell'omicidio. In primo grado venne condannato a 10 anni, poi gli venne concesso dalla corte d'appello il periodo di messa alla prova in una comunità e ha ottenuto così il timbro di estinzione del reato. Oggi Alberto ha 23 anni, è libero da oltre un anno, lavora come operaio e ha il casellario libero da ogni pregiudizio. Lo ha spiegato il suo avvocato Ernesto De Toni in un'intervista all'ANSA. Il ragazzo in questi anni ha sempre avuto accanto la madre e la sorella, è stato per 18 mesi nel carcere minorile di Treviso, poi in una comunità di recupero nelle Marche, dove ha conseguito il diploma, la patente, ha lavorato e fatto volontariato. Nel 2023, ha detto il suo avvocato, un'equipe di esperti ha accertato il superamento del suo programma di messa alla prova. L'omicidio era avvenuto il 24 marzo del 2017 a Selvazzano. Il padre, Enrico, 52 anni, si era appisolato in divano dopo pranzo. Alberto aveva preso il fucile custodito a casa dei nonni e l'aveva colpito alla nuca. Il movente non era mai emerso.
Andiamo in diretta a Saonara, nel Padovano, perché dovrebbe essere tornata in azione la banda dei vandali che aveva imbrattato la panchina di Giulia Cecchettin. Sentiamo i particolari da Valentina Visentin. Per la parte tecnica c'è Cristian Roque Allende. Sì, buongiorno da Saonara. Ancora atti di vandalismo in questo comune. Solo la settimana scorsa vi avevamo raccontato del danneggiamento della panchina dedicata a Giulia Cecchettin, che si trova in un parco qui vicino dove ci troviamo ora adesso. Qui invece siamo al parco dell'Olivo e i vandali nel fine settimana hanno preso di mira proprio quest'area verde. Prima di tutto hanno distrutto completamente, lo potete vedere nell'immagine che sta mostrando adesso Cristian Roque Allende, il motore elettrico per aprire il cancello che di notte chiude questo parco che si trova proprio vicino ad un asilo e ad una scuola. E poi, dopo aver distrutto il cancello, sono andati verso le giostre e le panchine, e adesso vi mostriamo perché hanno imbrattato con spray e vernice una panchina. Anche questa è una panchina simbolica, perché è una panchina messa di colore giallo, messa per sensibilizzare alla cura e alla prevenzione dell'endometriosi. I vandali l'hanno danneggiata e l'hanno imbrattata, come vedete dalle immagini, e poi ci sono state anche altre giostre che sono state imbrattate più avanti con la vernice spray. Ma come vi dicevamo, è il secondo fine settimana con i vandali in azione qui a Saonara, perché la settimana scorsa, sempre nella notte tra sabato e domenica, i vandali hanno divelto la panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin. La rabbia del sindaco Michela Lazzaro, che in queste ore ha anche un vertice con la polizia locale, perché ovviamente si sta cercando di capire se le telecamere abbiano inquadrato o meno ripreso questi vandali e se si tratta della stessa banda in azione. E quindi la sindaca Michela Lazzaro ha chiesto ai vandali, insomma, anche di farsi vivi per poter sistemare a quanto hanno fatto, e soprattutto di mettere fine a questo sfregio del bene pubblico, perché ovviamente stiamo parlando di un parco molto frequentato dalle famiglie di Saonara. Speriamo di non dovervi raccontare la settimana prossima di un nuovo atto vandalico, e che appunto i vandali si facciano vivi per poter sistemare e ripulire e mettere a posto, insomma, i loro danni, anche perché le spese questa volta sono ingenti. Si parla di diverse migliaia di euro solo per sistemare il cancello d'ingresso del parco. Da Saonara è tutto, linea allo studio. A Valentina Visentini e a Cristian Roque Allende. E adesso andiamo da Mirko Cavallina a Bassano del Grappa. È un giallo a Bassano, una donna caduta da una finestra, un volo di 6 metri, e in gravi condizioni. Non è chiaro se si sia buttata o se sia stata spinta, quindi se si sia trattato di un suicidio, di un incidente o di un tentato omicidio. Mirko Cavallin, grazie. Buongiorno direttore, bentrovati da Bassano del Grappa. Con Renzo Rigon siamo in via Villa Raspa, alle mie spalle la palazzina del Civico 37, qui che nella notte tra domenica e lunedì, all'alba di lunedì, intorno alle 4 e mezza, alcuni residenti hanno sentito le urla e un tonfo, quello di una donna di 36 anni. Risolviamo subito, rispondo alla tua domanda. Dalle verifiche che abbiamo fatto presso gli inquirenti, la propensione è per un gesto volontario. Quindi si tratterebbe di un gesto volontario di questa donna che si sarebbe gettata dall'interno dell'appartamento del compagno, non su questa parte, su via Villa Raspa, ma nella parte interna, e il suo corpo è stato trovato all'interno in uno spazio tra due palazzine che qui sono state costruite. Questo è quanto ci hanno riferito appunto gli inquirenti poco fa. La donna è ricoverata ancora sotto sedazione all'ospedale San Bassiano, dove è stata portata già ieri mattina all'alba, con fratture multiple soprattutto alle gambe. Sarebbe stata trovata anche la sua borsa. Appunto, come detto,
Vengono escluse le ipotesi del coinvolgimento di terze persone all'interno dell'appartamento, tanto che il compagno sarebbe stato trovato dagli inquirenti intervenuti, i carabinieri nello specifico, intorno alle 4:30 all'alba di ieri insieme al personale del SUEM. L'hanno trovato che ancora dormiva. La donna, come detto, è ancora ricoverata e sedata, si attende appunto di conoscere anche la sua testimonianza. Avrebbe detto ai primi soccorritori di essere stata buttata giù, ma da quello che risulta appunto dalla nostra fonte, la donna avrebbe avuto già in passato alcuni problemi, diciamo, di ordine psichiatrico, su cui ovviamente le autorità sanitarie dovranno fare chiarezza. Ovviamente c'è stato nei momenti di ieri mattina all'alba molto sconcerto anche tra i residenti. In queste notti calde ancora torride a Bassano molti hanno sentito l'urlo e il rumore, proprio perché le finestre vengono tenute aperte proprio per tentare di arieggiare. Queste al momento le informazioni disponibili, ulteriori aggiornamenti nel corso delle edizioni serali. Per il momento è tutto, con Renzo Rigon da Bassano, a te la linea. Grazie a Mirko Cavallini e a Renzo Rigon. Adesso andiamo a Treviso da Elena Dal Forno perché c'è un grosso problema che riguarda una violenza crescente, tante baby gang, a volte aggressioni come quella all'avvocato Barbara Vidotti dell'altro giorno. C'è stata un'altra persona pestata. A te Elena. Sì, direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Siamo qui con siamo qui con la consigliera comunale Caterina Dozzo, ma prima di parlare con lei vediamo il servizio che abbiamo girato questa mattina. Parla un residente del centro aggredito sabato pomeriggio. Praticamente sabato pomeriggio c'erano dei ragazzi nella via che facevano confusione, circa una quindicina di persone, e la discussione poi un po' goliardici loro che bevevano alcolici, acqua, quant'altro, hanno rotto delle bottiglie in strada, hanno fatto dei loro bisogni, anche escrementi ben evidenti purtroppo, e sia io che altri residenti abbiamo chiamato le forze dell'ordine. Loro sono intervenute, ma nel frattempo i ragazzi se ne sono andati. Una volta passata tutta questa situazione io sono sceso in strada e nella parte del condominio privata ho trovato una borsa. D'istinto mi è venuto l'intenzione di chiamare nuovamente la pattuglia che era appena passata di là per riconsegnare questa borsa affinché potessero identificare le persone. Mentre ero al telefono proprio con il comando di polizia sono stato aggredito a squarciavolo con insolenze, spintoni e quant'altro con un ragazzo minorenne che poi purtroppo ci siamo un po' azzuffati, un po' per difendermi e poi quant'altro. Sono situazioni che nel momento non sai neanche come intervenire, nel senso il fatto che sia minorenne sicuramente non lo autorizza a alzare le mani verso gli altri, e questo qua proprio spingeva sul fatto che essendo minorenne non poteva essere toccato. Situazione che a me comincia sinceramente a preoccupare, me sia per io in prima persona, per i residenti, e anche per capire, cioè, questi genitori dove sono, questi ragazzi come agiscono. Un po' di educazione, un po' di modo di chiedere le cose, anziché aggredirmi poteva chiedermi quella borsa posso riaverla e quant'altro. Invece non esistono mezzi termini, si passa subito alla parte fisica, a lesionare le persone, e purtroppo con le forze dell'ordine non si arriva ad un dunque. Lo dico io, lo dicono altri residenti, è qualcosa che si legge nelle chat, perché ormai internet sta divulgando anche queste notizie. A livello di amministrazione comunale dicono che si stiano interessando, però il tempo passa e nulla si vede. Un po' questo, basta vedere, non so, anche i graffiti presenti nella città, in palazzi storici. Passa il tempo, tutti stanno facendo qualcosa, ma di fatto in sostanza non si vedono risultati. Eccoci qua con la consigliera comunale Caterina Dozzo. Chiediamo proprio a lei, innanzitutto il sindaco ha chiesto rinforzi, più forze dell'ordine per arginare questo fenomeno delle baby gang che pare non avere fine. Sì, grazie Elena. È vero, il sindaco ha chiesto questo rinforzo, ben vengano maggiori forze dell'ordine, anche se come si è detto poco fa non possono arrivare ovunque, e in effetti a mio avviso manca tutto un altro tipo di programmazione, che è una programmazione preventiva nel nostro territorio, che guardi ai giovani con uno sguardo di visione, e quindi con degli investimenti più mirati nelle politiche giovanili, nel sociale, ma ad esempio anche nello sport, nella costruzione, o meglio nell'individuazione di spazi che i giovani richiedono
chiedono a gran voce, di cui c'è grandissimo bisogno, spazi per aggregarsi, spazi in cui ci siano delle alternative a questo andare in giro, fermarsi semplicemente nei locali e perdere il tempo così. Abbiamo bisogno noi di offrire loro una nuova visione, dei nuovi modelli, delle nuove opportunità. Ecco, si parlava anche molto degli operatori di strada, cioè persone che possono avere un contatto diretto con queste persone ed essere un po' intercettatori di questo disagio. Esatto, allora molto più che le forze dell'ordine, dal mio punto di vista abbiamo bisogno di persone che abbiano un contatto diretto con i più giovani, c'è bisogno di conoscere davvero a fondo le loro esigenze, i loro bisogni, anche i loro sogni, le loro prospettive per il futuro e cercare insieme a loro di costruire la città in modo tale che risponda a questi bisogni. Ad oggi questa programmazione, questa attivazione non c'è ancora stata, è però prevista anche nel DUP che è stato approvato dal Consiglio Comunale, quindi aspettiamo, non vediamo l'ora insomma che vengano implementate tutte queste iniziative e che vengano soprattutto coordinate le realtà, le associazioni che già esistono nel nostro territorio, che hanno già un fortissimo appiglio nei confronti dei giovani, ma che hanno proprio bisogno di una guida, di una visione più panoramica. Ecco, faccio un'ultima domanda provocatoria. Si dice molto spesso che non ci sono più le famiglie che guidano questi ragazzi, quindi sono allo sbando. Ecco, è tutta colpa della famiglia che non c'è più o della maleducazione imperante, come dice qualcun altro? Ecco, qual è la visione di una giovanissima come lei, consigliera? Allora, io non ho una mia famiglia, ma sinceramente è una narrazione che non tollero, è una narrazione che secondo me si utilizza per, diciamolo, lavarsi un po' le mani da quelle che sono le responsabilità. È chiaro che la famiglia è un pilastro nella crescita di una persona, ma non è l'unico e ad ognuno spettano le proprie responsabilità, perciò io credo che sì, certo, le famiglie vadano sensibilizzate, in realtà in quest'ambito ci sono già un sacco di iniziative messe in campo dal Comune, potrebbero essercene di più, certo, ma serve soprattutto una presa di coscienza da parte delle istituzioni nel dire abbiamo bisogno di offrire maggiori spazi, di dare veramente un nuovo punto di vista ai ragazzi. Ecco, un altro punto di vista è quello di alzare l'età punibile, perché dicono che questi minorenni si fanno forti della impunibilità per la minore età. Allora, anche questo è un tema, diciamo, un po' più ampio. Io credo però che il Comune quello che può fare e che dovrebbe fare sia appunto, come ci dicevamo, cercare di agire prima che la situazione diventi degeneri, e in questo senso è importante non fare l'errore di credere che certo ci sono delle zone in cui il degrado e il disagio è un po' più evidente, ma il disagio tra i giovani è ben più diffuso di quello che si vede sui quotidiani, nei telegiornali, eccetera. Abbiamo invece bisogno di conoscere questo disagio e di agire prima che si manifesti in maniera esagerata, e quindi appunto con un'offerta più vicina alle esigenze dei ragazzi e delle ragazze. Ecco, ringraziamo la consigliera Caterina Dozzo. Se non ci sono altre domande restituisco la linea, direttore. Grazie molte a Elena Dal Forno. Chi c'era per la parte tecnica? C'era Tommaso Migotta. Andiamo adesso invece a Vicenza da Daniele Garbin, perché dei ristoratori sono stati aggrediti con un cavatappi da alcuni uomini, qualcuno è rimasto anche ferito. A te Daniele. Sì, confermo, buongiorno direttore, grazie a te, grazie ai telespettatori. Proprio in questo punto, ieri sera proprio due ristoratori che gestiscono quel chicken, quel negozio in fondo, verso le 2:30 di notte ha chiuso il locale, rientravano a casa percorrendo proprio questa strada con San Felice fino a una cinquantina di metri. Ecco, il collega Simone Squarcino gli sta facendo vedere esattamente il punto in cui è successo questa aggressione. Praticamente è andata così, queste persone passeggiavano normalmente, tre giovani li hanno affrontati con questo cavatappi impugnato come un coltello, minacciando di farsi dare appunto il portafogli. Insomma, da lì è nata una colluttazione, poi i dettagli li abbiamo ricostruiti con un servizio, ecco, però resta il contorno, cioè ancora una volta Corso San Felice, ancora una volta un'aggressione, perché ricordiamo che in questo punto proprio da alcuni mesi si stanno intensificando una serie di aggressioni legate al mondo soprattutto dello spaccio di droga tra spacciatori. Sappiamo che i residenti quotidianamente chiamano la questura, gli stessi commercianti, alcuni li abbiamo anche seguiti, hanno subito delle rapine da dei tossicodipendenti. Insomma, è diventato ultimamente veramente uno dei punti caldi, se fosse il punto caldo più importante, più delicato di Vicenza. Il questore aveva promesso
più controlli ci sono, ma non sono sufficienti. Ecco, questa aggressione è proprio all'interno di questo momento, di questo periodo. Noi abbiamo chiesto dei commercianti di poter fare eventualmente una diretta, un incontro, ma ormai sono anche esasperati nel segnalare questa cosa. È una cosa che non va, insomma non vogliono anche parlare, e poi anche possibilmente questa è la rabbia di quello che sta succedendo. Non va bene, e in questo momento noi continuiamo a capire anche quali siano le risposte più efficaci, attraverso sentendo la questura, il comune, che in qualche modo secondo i commercianti sembra che stia stentando a dare risposte, facendo passare magari una sorveglianza diversa. Ecco, è una questione, un nodo spinoso. Direttore, in questo momento allora io direi di far partire il servizio, e con questo vi restituisco la linea allo studio. Erano le 2:30 della notte quando due ristoratori chiusi il locale in Corso San Felice stavano dirigendosi verso le loro auto per fare ritorno a casa, quando 3 soggetti, 2 giovani e una ragazza, li hanno affrontati intimando loro di farsi consegnare i portafogli. Brandendo un cavatappi in mano a uno dei 2 giovani con il volto coperto da un cappuccio, hanno minacciato di usarlo a mo' di coltello, ma i 2 ristoratori hanno provato a dialogare per evitare violenze. I rapinatori, compreso che non avrebbero ottenuto i portafogli, sono passati alle vie di fatto, scagliandosi con violenza contro i malcapitati. Calci, pugni, qualche fendente è andato a segno anche sul volto, fortunatamente solo sfiorando un occhio di un ristoratore. L'altro, pur con un dito rotto, è riuscito a bloccare a terra uno degli aggressori, un volto già noto alle forze dell'ordine, fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno portato in caserma ed arrestato. Ora è ai domiciliari in attesa dell'esito dell'udienza di convalida. Sul posto anche 2 ambulanze che hanno prestato le prime cure. Vi dicevamo in apertura di una sciagura aerea a Premariacco, in Friuli Venezia Giulia. Andiamo subito in diretta da Stefano Giovanpietro. A te Stefano. Sì, direttore Baciali, siamo qui proprio a San Mauro di Premariacco, scuola di volo ASD Fly Enjoy, dove ieri si è consumata questa tragedia con 2 morti. Siamo proprio sul posto, io mi sposto per permettere all'operatore Alessandro Firmonte di farvi vedere l'area recintata sottoposta a sequestro probatorio penale, dove è precipitato l'ultraleggero ieri, decollato alle ore 16 nell'ambito di una collaborazione con le scuole che comunque trattano l'aeronautica, in questo caso l'Istituto Volta. Alessandra Freschet, 15 anni, ovviamente era pronta al giorno più importante, probabilmente quello della prima volta, dell'ambientamento al volo. È salita sul Fly Synthetic Sox 2.0 e un volo tranquillo, nulla lasciava presagire niente di preoccupante. Invece un fronte temporalesco che magari poco atteso, però ci ha detto il presidente della scuola di volo, il classico temporalino estivo, è arrivato dalla Slovenia, formatosi in maniera rapida e spostatosi proprio qui su San Mauro di Premariacco, ha mandato in instabilità l'aereo. Ecco, lì dove vedete in New Jersey si intravedono bianchi e rossi è la fine della pista dove atterrano i velivoli. Questa formazione temporalesca ha fatto sbandare l'aereo. Allora il pilota Simone Frant, la seconda vittima, 31enne di Reana del Royale, ha cercato la riattaccata, ha cercato di ridecollare, ma un altro scossone di vento ha reso impossibile la ripartenza del velivolo, che poi ha provato quindi a curvare, a fare un atterraggio di emergenza, ed è finito invece qui. Come dicevamo nel collegamento precedente con i colleghi, quello che rimane, si vede pezzi di fusoliera, ruote, ma quello che colpisce è l'odore, la puzza di bruciato, lo schianto. I vigili del fuoco sono stati tempestivi, i 2 sono andati in ospedale, ma poi alle 22 purtroppo è deceduta Alessandra, e alle 23 circa è deceduto Simone Fant. C'è cordoglio, qui c'è lutto, ovviamente comunità sconvolte, ci sono i carabinieri che hanno sostanzialmente concluso le indagini. Da quello che ci risulta ci sono invece le aziende nazionali di volo che continueranno le loro indagini per capire effettivamente come sia andata. La ricostruzione è più o meno questa. C'erano anche i compagni di Alessandra del corso, 7 ragazzi che hanno visto tutta la scena e ovviamente sono tuttora sotto supporto psicologico fornito dallo stesso Istituto Volta. Prima di salutarci possiamo anche, immagino, sentire proprio l'intervista che abbiamo fatto con un dirigente dell'istituto scolastico che ci ha parlato di questa tragedia che ha sconvolto proprio tutta la classe che frequentava questo corso di volo.
Una giornata di dolore qui all'Istituto Volta. Alessandra ieri aveva effettuato il primo volo di ambientamento, immaginiamo appunto un appuntamento atteso con grande emozione. Sì, questa era un'attività che Alessandra ha fatto su base chiaramente volontaria, era il primo anno, si doveva iscrivere in seconda ed era un pochino un'attività che doveva svolgersi nell'arco della settimana per conoscere un pochino tutte quelle che sono le dinamiche di una attività in un aeroporto, quindi non solo finalizzata al volo ma proprio per un approccio immediato a quella che poteva essere la sua realtà professionale futura. Purtroppo una tragica fatalità, è venuta a mancare Alessandra, è venuto a mancare il suo istruttore, anche lui un ragazzo giovane ma esperto già con diversi brevetti di istruttore, e questo ha portato un grande dolore in tutta la comunità, perché noi ragazzi, la scuola. Allora torniamo in diretta a Cabalbi perché sta parlando il Presidente Zaia, sentiamo. Per fare la giusta riflessione, la nomina penso verosimilmente molto prima di fine mese la faremo. C'è una rosa di quanti nomi? Guardi, io ho sentito parlare di tutte persone peraltro con bei curricula e quindi non faccio numeri. Dico che ci sono tante persone che sono potrebbero essere oggetto di questa nomina, dopodiché ovviamente come è previsto una sola farà l'assessore. A proposito di candidature, cosa ne pensa dell'autocandidatura di Andrea Crisanti con il PD a governatore? Questo è un problema del PD, non è un problema nostro. Noi possiamo solo dire che è legittima questa candidatura perché ha più di 18 anni. Buon lavoro. Avete sentito, il Presidente Zaia parlava della nomina del prossimo assessore al lavoro e all'istruzione al posto di Elena Donazzana, ha detto c'è una rosa di nomi e quindi vedremo, decideremo. Allora torniamo alla cronaca, abbiamo visto la violenza purtroppo che dilaga anche nelle nostre città, vediamo una rissa che c'è stata a Padova, sentiamo. Prima la violenza, poi il fuggi generale all'arrivo delle forze dell'ordine. In via Tommaseo, davanti alle cucine popolari, ci sono stati momenti di tensione ieri quando è avvenuta una lite furibonda. A terra un 27enne nigeriano che è stato colpito alla testa con un coccio di bottiglia. Un litigio partito da vecchi rancori con un altro giovane che poi si è dileguato alla vista delle sirene. Sul posto anche i medici del 118 che hanno portato il 27enne nigeriano in pronto soccorso. L'ennesimo episodio di violenza riaccende l'attenzione sulla zona stazione, da sempre luogo critico della città per la presenza di spacciatori, e in queste ultime settimane di nuovo al centro di controlli perché punto di consumo di droga in strada. Numerosi infatti i controlli soprattutto della questura, decine i fogli di via e gli arresti durante le operazioni antidroga della squadra mobile. C'è stata una notte di violenza nel centro di Mestre, a pochi passi dal municipio di Via Palazzo, una rissa furibonda che ha coinvolto una dozzina di persone. Stavolta è successo quello che doveva succedere, quindi gran botte, risse violente, sono già successe le risse violente, pestaggi, scagliato vetri, bottiglie, si sono menati, scagliato sedie, hanno fatto disastro. Poi sono tutti ubriachi, sicuramente assumono qualche sostanza, ok? E tu vedi sta tavolata e arriva tutta sta gentaglia, che prima era un bel ambiente. La voce di una residente in via Palazzo che per paura preferisce non apparire in video racconta una notte di ordinaria follia nel cuore di Mestre. Proprio la sera in cui con Via Piave in festa si riusciva a regalare un po' di serenità ad una delle zone più critiche della città, una rissa scoppiata tra avventori di un paio di locali, circa una dozzina di stranieri, sconvolgeva la via pedonale in cui sorge il municipio. Di notte non c'è bella gente, c'è brutta gente, e poi tutta gente che viene da fuori, non si sa da dove, sempre tunisini, marocchini, gente che si mena, quindi quella volta lì l'accoltellamento è venuto fuori sui giornali dappertutto. Altre risse. La donna che hanno picchiato, messa per strada, anche quella lì picchiato lei e picchiato anche il marito, il compagno, non so chi fosse.
Sabato notte sono arrivate polizia locale e polizia di Stato, oltre a delle ambulanze, ma secondo la residente ci vorrebbe più presenza di forze dell'ordine a presidio del territorio e anche più controlli su quelle che sono le norme che regolano la movida in Comune di Venezia. La zona qui non viene mai nessuno a controllare, perché i vigili invece di passare alle 2 e alle 3 del pomeriggio non passano dopo le 11 mezzanotte a verificare la zona. Cioè il portico lì è tutto occupato, in via Manin assolutamente no. Perché sta differenza? Via Manin gli stanno addosso in questo modo, i portici sono liberi, puliti, quei portici è tutto pieno, un bordello. Il Sebastiano Costalonga, perché non fa fare i controlli in questa zona? E allora si accorgerebbero che l'ordinanza ultima che è stata emanata non viene rispettata in nessuno dei punti che sono stati stabiliti. Chiamato in causa l'assessore Costalonga, che siamo andati a sentire. I coinvolti sono più di 10 persone, quindi la rissa è stata abbastanza pesante. Ci dispiace perché con l'introduzione dell'antimovida non erano più accadute situazioni del genere e quindi questa rissa è sicuramente un episodio così isolato, però non devono più accadere queste situazioni. E assessori al commercio, il mantenimento dell'ordine pubblico non fa parte delle sue competenze, ma fatto salvo che si può anche frequentare un locale senza doversi prendere a pugni, dopo l'ultima rissa in via Palazzo la movida notturna è tornata a salire sul banco degli imputati, quella movida contro la quale proprio recentemente il Comune di Venezia aveva dato un ulteriore giro di vite. La Polizia Municipale sta acquisendo tutte le immagini dell'accaduto attraverso telecamere un po' sparse nella via. L'intervento l'altra sera è stato tempestivo, sono intervenuti subito i vigili municipali più i militari. E poi successivamente è arrivata anche la Polizia di Stato. Se dal centro alla periferia, Mestre e Marghera, ma ultimamente anche Venezia, si trovano in mezzo a fatti di violenza, degrado, microcriminalità, appare plausibile che ci si trovi anche di fronte ad un problema sociale che va affrontato parallelamente alla repressione dei reati. Verranno sicuramente fatte tutte le indagini e i colpevoli sicuramente dovranno pagare per il male che fanno alla città, perché alla fine ci sono attività che stanno cercando di lavorare in una certa maniera, cercare di tenere anche il rispetto delle regole e quindi sicuramente queste persone vanno allontanate. Baby gang ovviamente in tutte le nostre città con risse, con ovviamente interventi anche delle forze dell'ordine, e poi oltre ai vandali di cui abbiamo ampiamente parlato ci sono anche i ladri. Vediamo, hanno colpito a San Martino di Lupari. I padroni di casa sono alla sagra e i ladri approfittano per fare razzia nella loro abitazione. È successo a San Martino di Lupari, nell'Alta Padovana. Sabato scorso i predoni hanno approfittato dell'assenza di proprietari di casa per intrufolarsi nell'abitazione. Dopo il loro passaggio, il solito scenario: cassetti svuotati e stanze a soqquadro. Il bottino è risultato essere di qualche moneta e un paio di AirPods, i popolari auricolari per il telefono. Un bottino economicamente magro, ma che per i derubati, come accade spesso in questi casi, è carico di valore affettivo. Le cuffiette, infatti, erano state regalate poco più di un mese fa alla figlia dei proprietari di casa dai nonni per il conseguimento della maturità. Un prezioso ricordo rubato da predoni senza scrupoli. E ovviamente nel mirino dei ladri ci sono anche le scuole, ci sono le palestre, c'è ormai di tutto. C'è stato un furto al liceo Da Vinci di Treviso. Oltre che spiacevole, c'è un danno per la scuola e per i ragazzi ed è deprimente perché che si arrivi a violare una scuola per danneggiare dei beni e degli strumenti che sono di tutta la comunità è davvero deplorevole in tutti i sensi. Non nasconde l'amarezza per quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica il preside del liceo Da Vinci dopo il furto subito, l'amara sorpresa alla riapertura dell'istituto. Qualcuno è entrato nella scuola in realtà violando un accesso ma senza forzarlo, cioè non lasciando tracce di forzatura, e sono stati sottratti dell'attrezzatura elettronica della scuola. 3
6 computer portatili in uso al laboratorio di chimica e biologia rubati per un valore di circa 1.200 euro, sottratto anche l'incasso del bar. Questo non è che sia più importante, diciamo, di un furto fatto in casa, perché sentirsi violati a casa propria è una sensazione probabilmente penosissima, però questa è la casa di tutti alla fine dei conti. Secondo me lascia un segno anche davvero penoso rispetto alla comunità nella quale si vive, cioè io non so se queste persone si rendano conto del danno al senso di vivere comune, non tanto del danno economico, quello c'è, ci mancherebbe, ma al senso del vivere comune che vorremmo costruire insieme ai ragazzi e alle famiglie. Polizia ora al lavoro per risalire i responsabili. Dunque, dopo gli atti vandalici di qualche giorno fa al liceo Duca degli Abruzzi, dove erano state forzate alcune porte, rotte 7 maniglie, svuotato un estintore, nuovo raid in un istituto della Marca a pochi giorni dal rientro in classe. In queste ore i tecnici del settore edilizia della provincia di Treviso hanno effettuato un sopralluogo nei 2 licei per verificare la situazione e fare un bilancio dei danni che ammontano a circa 2.000 euro per il solo Duca. La provincia sta valutando delle azioni per quanto concerne la messa in sicurezza ulteriore dell'edificio. E abbiamo visto quanto siano di questi tempi sotto accusa i social, che sono responsabili, secondo gli psicologi, delle alterazioni nella mente di tanti ragazzi. Poi i social vengono anche utilizzati per riprendere le gesta di persone che a volte vogliono ostentare la loro bravura, le loro bravate, ma che a volte invece vengono sorpresi ed individuati proprio grazie alle videocamere. Vediamo questo ciclista scatenato a Bassano del Grappa. Non si sa se siano più le visualizzazioni ottenute dai suoi video postati su Instagram o le infrazioni del codice della strada commesse con le sue acrobazie in giro per Bassano. Di lui per il momento si conosce solo il nickname che usa sui social, ma le forze dell'ordine sono già sulle sue tracce, anche perché di indizi ne ha lasciati molti, a partire da alcune foto e riprese che lo immortalano in sella alla wheelie bike mentre schiva automobili e passanti, mettendo a rischio non solo la sua incolumità, ma anche quella di chi si muove sulla strada. Impennate che il biker riprende con una GoPro, accelerate acrobazie su una ruota per puntare un mezzo e poi schivarlo pochissimi centimetri prima dello schianto. Guardate cosa rischia di causare e quanto rischia di farsi male andando a infilarsi tra auto e balaustra sul Ponte Nuovo. Scene che l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo condanna fermamente. Ci stiamo impegnando su tutti i fronti per intercettare questo campione del mondo di stupidità. La cosa per me ha già preso la sua strada, che è quella dell'identificazione per portarlo alle sue responsabilità. Mi sento di dire che non mancherà molto a trovare la sua identità, anzi siamo a buon punto. Campagnolo lancia anche un invito a non imitare le gesta del biker, che ribadisce dovrà spiegare molte cose alle forze dell'ordine. Ci tengo a sottolineare che non deve diventare un spirito di emulazione. Le sue bravate postate noi le abbiamo recuperate più o meno tutte, e il percorso a ritroso non sarà molto difficile farlo e chiamarlo alle sue responsabilità dall'inizio, che mi sembra sia intorno a febbraio che ha cominciato a dimostrare le sue bravure. E tutt'altra storia quella di un ciclista che era scomparso domenica a Cogollo del Cengio con la sua mountain bike, che è stato ritrovato ferito. Ritrovato, finalmente lo possiamo dire, Cristian Fabrello, 39 anni, di Cogollo del Cengio, è stato ritrovato ferito ma sano e salvo. Era partito domenica pomeriggio con la sua mountain bike, non aveva fatto ritorno. Subito si è messa in moto la macchina delle ricerche, del soccorso. Sono stati fondamentali, sì, perché finalmente lo hanno ritrovato e praticamente gli hanno salvato la vita. Ne parliamo con Mirko Paoletto del soccorso alpino e speleologico di Arsiero e con Luca Nardi, vice delegato regionale del soccorso alpino. Cominciamo da lei. È stato un momento importantissimo quello in cui lo avete individuato. Come è accaduto? Assolutamente sì, perché
la ricerca di ieri era una ricerca molto complessa per l'ampia area nella quale poteva essere il disperso. Sono state fondamentali le segnalazioni di un passante che l'ha riconosciuto e il ritrovamento di una fototrappola dove veniva ripreso in una zona ben precisa. Ecco, a partecipare alle ricerche i vigili del fuoco, il soccorso alpino e speleologico, dicevamo, ma anche i volontari della protezione civile, le forze dell'ordine, insomma avete fatto un lavoro che è stato preziosissimo, gli avete salvato la vita. In che stato lo avete trovato? La persona è caduta da una scarpata, ha ruzzolato per qualche bella decina di metri verso basso, però era cosciente, si era messo da solo in una posizione relativamente comoda per lui e si era coperto con un telo termico per non prendere freddo, appunto. L'abbiamo trovato cosciente, rispondeva alle domande anche se sofferente. Ecco, il cellulare ormai era spento da ore e ore. Come mai non è riuscito a lanciare l'allarme? A parte il cellulare, non è riuscito a tornare sul sentiero a chiedere aiuto a qualcuno? Le condizioni proprio fisiche sue non glielo consentivano, perché aveva forti traumi anche a livello vertebrale e a livello polmonare e quindi era impedito nei movimenti. Il telefono era nella borsa attaccata alla bicicletta, che era su una ventina di metri più alta, e quindi lui non poteva raggiungerla. È stato tratto in salvo poi dall'Eli Soccorso di Verona Emergenze, però lei diceva ha fischiato per segnalarsi. Sì, avevo un fischietto e sentendo persone che passavano, automobili, mezzi che ogni tanto passavano per questa strada, aveva tentato di farsi sentire. Poi lo abbiamo individuato perché uno dei nostri volontari ha individuato la bicicletta e allora da lì naturalmente siamo scesi e l'abbiamo trovato. Ecco, le ricerche sono state svolte su un ampio territorio? Sì, assolutamente. Siamo partiti dal Monte Cengio e dal Monte Summano, dove la cella telefonica dava un possibile aggancio, e poi sono state ristrette nell'area che c'era stata segnalata dal volontario e dalla fototrappola. Abbiamo anche utilizzato sistemi tecnologici avanzati grazie all'intervento dell'aeronautica militare, che in altre volte si è rivelato risolutivo. Questa volta si è rivelata risolutiva la cura con cui è stata battuta l'area dove poteva essere il disperso. Ecco, grazie a voi, ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alle forze dell'ordine, finalmente Cristian Fabrello, 39 anni, può tornare a casa sua ad abbracciare i suoi cari. Tutto è bene, quel che finisce bene. Grazie. Grazie. Grazie molte a Carlo Alberto Inghilleri, capo della nostra redazione vicentina. Vediamo adesso l'imponente macchina dei soccorsi attivata dai Vigili del Fuoco per salvare 2 ragazzini a Valdagno. La piena improvvisa di un torrente li aveva bloccati a ridosso di una parete di roccia. Si è temuto che finisse in tragedia, come è accaduto con i ragazzi del Natisone. Sentiamo i particolari. Tanta paura, ma fortunatamente tutto si è risolto senza gravi conseguenze per i 2 ragazzini che sono stati salvati dai Vigili del Fuoco in contrada Marchesini a Valdagno. I 2 minorenni nel tardo pomeriggio di ieri, alla ricerca di un po' di fresco, si erano avventurati sulle sponde del torrente Agno. L'improvvisa piena però del corso d'acqua, a seguito dei violenti temporali di ieri, ha bloccato la via di fuga dei ragazzi, che hanno trovato riparo in una insenatura in attesa dei soccorsi. Sul posto i genitori hanno assistito all'imponente operazione di salvataggio dei pompieri, che hanno impiegato squadre da Arzignano, Vicenza, il nucleo fluviale di Bassan del Grappa, i sommozzatori di Mestre e l'elicottero Drago 149. Una parete verticale di rocce è stato l'ultimo ostacolo da superare per i ragazzini, che spaventati ma senza ferite sono stati poi salvati e consegnati ai genitori. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Ceron e Italo Morao. A tra poco, state con noi.
A Treviso sta cambiando volto Viale Cesare Battisti, che porta verso il Duomo, verso il centro della città, perché sono iniziati i lavori per il taglio dei pini marittimi. Questo è un danno alla città, uno sfregio alla città, perché questi alberi hanno 80 anni, hanno superato una seconda guerra mondiale, però non hanno superato questa giunta. Mi dispiace per questi alberi, ho pianto prima al primo taglio. Erano una quindicina i cittadini che intorno alle 7:30, quando le motoseghe hanno iniziato a tagliare i primi pini marittimi lungo Viale Cesare Battisti, si sono riuniti in una protesta composta e silenziosa per dimostrare la propria contrarietà all'intervento. È terribile, sì, fa male anche dal punto di vista paesaggistico e dei beni culturali, perché questa è una zona di centro storico molto importante e molto bella che andrebbe tutelata. È uno scempio che non sono stati ascoltati i cittadini, chi dissente non viene mai ascoltato, non ha voce in capitolo, e soprattutto penso che chi è l'opposizione, che dovrebbe rappresentare questa minoranza di ambientalisti, non esiste, non presenzia e è un fantasma. C'è anche chi, come questa pittrice, arriva da fuori provincia, da Marostica. Lei sabato sera aveva attaccato numeri e cartelli su ogni albero. Non sono state neanche prese in considerazione comunque delle alternative per l'insicurezza, mettere cinghie, seguire degli altri esempi di altre città che l'hanno fatto. Per tutta la giornata intorno al cantiere c'è stato un via vai di cittadini che si sono fermati a guardare gli operai al lavoro, confrontandosi sull'intervento in corso. Almeno si può correre in bicicletta, cavolo. Ma senti che roba, ma come si fa a dire così? Sono alberi bellissimi, ne abbiamo bisogno di mettere. Quando uno ha una certa età, quello muore. La pista, che sarebbe ora, e basta. Cosa corre buttare giù gli alberi? Ma cosa serve? Se tagliano le radici, signora, l'albero va per terra. Cosa devono fare allora? Non tagliare le radici, lasciarlo così. E poi c'è chi accoglie positivamente i lavori per ragioni di sicurezza, soprattutto di pedoni e ciclisti. Dico che era ora che li tagliassero, perché hanno spaccato tutta la strada. Provi ad andare in bicicletta, come faccio spesso io, andare in bicicletta sulla pista cosiddetta pista ciclabile. Rischia di spaccare la bicicletta. È triste in sé, però purtroppo in città a volte siamo costretti a fare queste cose. Era ora che i montagnoli di quel marciapiede, che se si casca più di una volta si casca qualche dunque. Infine non manca chi prende dalla borsa il cellulare per scattare un'ultima foto al viale com'era. Per il ricordo di questo viale meraviglioso che facevo da bambina. E adesso se ne va, ben tutto cambia, ci sono certamente i motivi che avranno considerato, però resta il fatto che è un dispiacere. Il quarto lotto della tangenziale è arrivata la bozza da parte di Veneto Strade. Il sindaco Mario Conte, sindaco di Treviso, è molto fiducioso sull'approvazione di un progetto che dovrebbe compiersi entro l'anno e assicura che la strada non toccherà le abitazioni. È arrivata la bozza del tracciato da parte di Veneto Strade, così come da accordi preliminari. Adesso abbiamo circa un mese per presentare delle osservazioni a Veneto Strade, che poi metterà in gara il progetto. Il quarto lotto della tangenziale prende sempre più corpo, nonostante le proteste di alcuni cittadini capeggiati da Marilena Rosada, che da sempre si oppone alla costruzione di questo tratto di strada che dovrebbe sgravare San Giuseppe di buona parte del suo traffico quotidiano. Incontrerò nei prossimi giorni proprio queste persone, gliel'avevo promesso e lo farò, proprio perché mi piace mantenere la parola e soprattutto convintamente sono dalla parte del quarto lotto, però credo che sia anche giusto ascoltare coloro che magari dei dubbi ce li hanno o magari vogliono presentare qualche osservazione sul tracciato. Ora il sindaco promette che incontrerà i cittadini per spiegare il progetto, che non dovrebbe attraversare i giardini di alcuni residenti come si pensava in un primo tempo.
Dalla prima bozza che abbiamo le case non vengono in alcun modo toccate, quindi è già stato ottenuto un risultato importante con lo studio preliminare. Dobbiamo andare in gara per il progetto esecutivo, che ovviamente terrà conto di tutte le presenze nel territorio di case, di aziende eccetera, però dalla bozza che ho visto e che stiamo analizzando con i nostri uffici non ci sarà nessuna interferenza. La tempistica rimane comunque incerta, dato che per ora è stato approvato solo il finanziamento della fase progettuale. Intanto entro fine anno verrà messo in gara il progetto esecutivo. Una volta ottenuto il progetto esecutivo, io conto che nel giro di poco tempo si possa cominciare a vedere anche la gara d'appalto per la realizzazione di quest'opera, che è un'opera attesa da decenni, è un'opera importante che può alleggerire il traffico nel quartiere San Giuseppe, Monigo e anche in parte San Paolo, quindi insomma è un'opera importante per la nostra città e sono convinto che in tempi relativamente brevi riusciremo a dare il via all'iter burocratico anche per la gara d'appalto. Andiamo nel Bassanese, sentiamo cosa dice il sindaco di Colceresa riguardo ai danni provocati da dissesti idrogeologici. Ora, a fine agosto, è tutto asciutto e apparentemente non pericoloso. Il letto del torrente Laverda, che divide in due il territorio di Colceresa, ha la caratteristica di essere pensile, ovvero più alto del piano campagna che attraversa. Gli argini sono rinforzati, ma le precipitazioni abbondanti e l'apporto del vicino altopiano di Asiago ne aumentano vertiginosamente la portata, che finora non ha mai creato problemi, anche grazie alle manutenzioni e alla pulizia. Negli anni abbiamo sempre programmato delle opere di sistemazione delle varie frane, però anche lì sembrano piccoli lavori, però quando metti a posto una frana, se ti va bene, i 60-80 mila euro ti vanno via tutti, quindi pensate anche per un bilancio di un comune piccolo non è una passeggiata. Si cerca così di pianificare e programmare gli interventi nel corso del tempo e in base a priorità e disponibilità finanziarie. Di recente è stato inaugurato tra Colceresa e Breganze un bacino di laminazione di 40.000 metri cubi. L'autunno, per sua natura stagione piovosa, può non essere un problema se affrontato nel modo migliore. L'attenzione è sempre alta, però credo che dobbiamo smetterla di vivere in emergenza e programmare seriamente tutta una serie di lavori che servono sui nostri territori. Cordoglio in Veneto per la morte della madre del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Si è spenta a casa Gerosa Ada Miotti, mamma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e per diversi anni maestra elementare di Schiavon. Aveva 96 anni, ne hanno dato l'annuncio i figli Don Pietro, Maria Rosa e Giovanni con i coniugi, i nipoti e tutti i parenti che nel necrologio hanno voluto scrivere «La vita non è tolta ma trasformata». Papa Francesco ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza nella preghiera, con lui anche il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, che a nome del presbiterio e dell'intera comunità diocesana ricorda Ada Miotti Parolin come una persona dal tratto gentilissimo, dal carattere forte e dallo spirito ricco di fede cristiana. Una donna apprezzata da tutti, rimasta vedova di Luigi Parolin nel 1965 per un tragico incidente e capace di allevare da sola 3 figli piccoli, Pietro, Maria Rosa e Giovanni. Il funerale si terrà martedì 3 settembre alle 9:30 nella chiesa parrocchiale di Schiavon. Sono passati 59 anni dalla tragedia di Mattmark in Svizzera, dove una frana uccise tra gli altri 17 operai della provincia di Belluno. A Mas di Serico il ricordo alla presenza di autorità civili e militari dei tanti migranti che hanno sacrificato la loro vita per cercare un futuro migliore. Le 17:15 del 30 agosto 1965, lago Mattmark nel Canton Vallese, confine meridionale della Svizzera. Dal sovrastante ghiacciaio dell'Allalin un'enorme frana con un fronte di 1 chilometro e un volume di 2 milioni di metri cubi di ghiaccio e detriti si stacca dal versante montuoso e precipita a valle, dove si trovano gli alloggi degli operai che stanno lavorando alla costruzione di un bacino idroelettrico. È la più grande tragedia della storia elvetica
cronaca recente. 88 le vittime, tra cui 17 bellunesi, sepolti dalla spessa coltre detritica che nel giro di pochi secondi spazzò via tutto ciò che ebbe modo di incontrare sulla sua strada. 59 anni dopo, a Mas di Sedico, presso il piazzale Vittime di Matmark, si è tenuta la commemorazione dei concittadini deceduti in quella disgrazia, per onorare la memoria e il sacrificio di chi, cercando un futuro migliore lontano da casa, trovò invece la morte. Commovente, con la presenza di tanti superstiti e di tanti parenti delle vittime. C'è stata anche una partecipazione di tanti sindaci, del presidente della provincia, ma soprattutto c'è stato un sentimento comune che ha caratterizzato tutti i presenti, che è quello della commozione nel ricordo. È un momento di memoria, un momento di riflessione sul tema della sicurezza del lavoro, ma soprattutto è un'occasione per dimostrare la vicinanza ai superstiti, ai sopravvissuti, alle famiglie che hanno perso i loro cari, ma soprattutto per riflettere sul tema della memoria. Un ricordo che dobbiamo portare avanti, perché il sacrificio di persone come loro hanno permesso alla nostra provincia di crescere, e se oggi siamo una società più ricca e più florida è merito anche del sacrificio di persone che hanno perso la vita all'estero. E si guarda già all'anno prossimo, 60° anniversario della disgrazia, che sarà occasione per molti eventi ed iniziative affinché possano essere tramandati alle nuove generazioni i valori della memoria e il ricordo delle ingiustizie della storia, come nel caso della tragedia di Matmark, un caso giudiziario concluso senza colpevoli, senza responsabilità, nel nome delle 88 persone che in quel tragico giorno abbandonarono l'affetto dei propri cari. Diamo tra i titoli del Corriere del Veneto: case per universitari divorate dagli affitti turistici, attesa di un anno, chi può compra. Sempre affitti turistici, nuove regole per i proprietari, a Venezia sanzioni più alte e codice identificativo nazionale. Alla mostra di Venezia riflettori su Guadagnino, il regista Guadagnino e Queer, con l'ex 007 Craig, attesa per Daniel Craig, lontano in questo caso da 007. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, state con noi. Mostra del cinema di Venezia, ieri davvero un trionfo per il film di Pedro Almodóvar sul fine vita, un film sull'eutanasia con Julianne Moore, è piaciuto moltissimo, 20 minuti di applausi nella sala in cui è stato proiettato. Oggi il giorno di Queer, l'ultimo film del regista Guadagnino, con Daniel Craig nei panni di un omosessuale, Daniel Craig ex 007, ma sentiamo le ultime dal nostro inviato al Lido di Venezia, Lorenzo Maier. Lorenzo, allora raccontaci tutto. Sì, buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori. Sì, è una giornata di Queer oggi, come dicevi giustamente, questa grandissima star come il regista Luca Guadagnino, che ha già è stato un dominatore di questa mattinata. Lo abbiamo intervistato anche per le nostre reti questa sera, vedete il servizio per Guadagnino. Essere a Venezia significa essere a casa, ci ha detto, il terzo film italiano in concorso, c'è davvero una grande aspettativa. Lo stesso Guadagnino ci ha confidato di essere parecchio nervoso, pur essendo lui un regista ovviamente abituato a queste grandi scene internazionali. Guadagnino che si conferma un regista italiano con un cast però tutto internazionale. Ieri però si è parlato anche di una cosa molto importante con Saidu, il protagonista di Io Capitano lo scorso anno con Matteo Garrone premiato, che quest'anno invece ha portato alla mostra in un evento collaterale un documentario sul razzismo. Farei partire il servizio. Il mio documentario si chiama Il sogno non ha colore, si tratta di razzismo, anche il calcio. Per me mi ha fatto molto piacere di farlo, cioè di parlare del razzismo, perché è molto importante per noi. Chi hai intervistato? Ho fatto tante interviste a dei giocatori, come Dybala,
anche lui è un portiere della Udinese, anche Francesco Totti, Danilo della Juve e tanti altri giocatori. Tu sognavi di fare il calciatore? Sì. Che numero volevi? Che ruolo? Però il ruolo giochi difensore centrale. Però invece sei diventato un grande regista, un fantasista del cinema. Sì, purtroppo sì. Però sì, ho la possibilità di fare calciatore, la farò. Sì. E questo era il protagonista di Io Capitano, intervistato da Lorenzo Maier. Io Capitano, il film di Matteo Garrone. E oggi cos'altro succede, Lorenzo? Beh, oggi ci sono ancora tantissimi eventi, non solo dal punto di vista cinematografico, ma anche tanti incontri, tanti dibattiti, una mostra che proprio fino alla fine riserverà grandi sorprese. Ovviamente qui è anche un luogo dove tutto il mondo del cinema si ritrova per indicare prospettive, per le strategie future. Oggi per esempio abbiamo visto questa mattina un documentario della Polizia di Stato che punta a così comunicare il ruolo della polizia anche dal punto di vista umano. Davvero un bellissimo documentario molto toccante anche. Ricordiamo anche oggi sarà proiettato il film su Ennio Doris, il banchiere veneto che è scomparso recentemente. Tra l'altro alla proiezione ci sarà anche il presidente Zaia, che lo conosceva bene, che lo stimava molto. Sì, esatto, poi tanti appuntamenti, anche hai nominato giustamente il Presidente Zaia, ma c'è uno spazio della Regione qui che dall'inizio del festival sforna eventi anche per comunicare un po' il cinema in salsa veneta, diciamo così, e anche per chiamare a raccolta tutte le realtà del Veneto perché possono avere una bella ribalta qui alla Mostra del Cinema, perché veicola davvero tantissimi messaggi. È stato anche le madrine, no? O una madrina l'ho vista. Certo, Dive e Madrina, pure ieri c'è stata questa mostra di cui abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, ma oltre alla mostra fotografica è stata anche così l'occasione per parlare con Caterina Murino, madrina l'anno scorso, e Rossio Morales, madrina 2 anni fa, anche di quello che è stato il loro impegno dopo Venezia, di quello che stanno facendo, dei loro progetti. Può partire il servizio. Un progetto in Spagna, dopodiché torno qua per un progetto cinema. E debutto fra poco con uno spettacolo teatrale, Il Capote di Genis, un bellissimo testo francese. E da un po' che non faccio teatro, da un paio d'anni, e non vedevo l'ora di tornare a vivere per me una grande passione che lo è anche il teatro. La mostra ti ha portato fortuna, com'è stato quest'anno per te di lavoro o di progetti? Tanti progetti, una cosa di cui sono molto fiera, sono riuscita a creare un ponte teatrale tra l'Italia e la Francia, e fra 10 giorni debutto al Bouffe Parisien a Parigi con La vedova scaltra di Carlo Goldoni, con un regista straordinario che è Giancarlo Marinelli, e tutto il cast è francese, un cast stellare francese. Ho anche la figlia di Romy Schneider che fa la mia serva, quindi sono veramente pazzesca. Lei è bravissima, è bellissima, è bravissima, e quindi niente, ho un film meraviglioso di opera di Davide Livermore e Paolo Gepcucco che sta uscendo nelle sale in un altro importantissimo festival in Italia, e ho anche altri progetti, per cui sinceramente sono molto felice, e sono felice di essere qui per questa mostra bellissima. A tutti i spettatori di Antenna 3 Medio Nord-Est un abbraccio e niente, Venezia è sempre meravigliosa, e spero il prossimo anno magari con un film. Fantastico, gli auguri di Caterina Murino e poi Rossio Morales, che ricordo è la moglie di Raoul Bova. Tu sempre in mezzo alle belle donne, cioè non passa giorno
Beh, è inevitabile lì all'Excelsior, vero? Bisogna respirare anche un tocco di mondanità, di glamour, che Venezia ne ha bisogno, e anche il Lido. Giustissimo, grazie Lorenzo, grazie, ci sentiremo magari stasera a Focus se avrai delle novità, poi sentiremo l'intervista a Luca Guadagnino. Insomma, Lorenzo Maira ha intervistato tutti i grandi, compreso George Clooney ieri, ne parleremo ancora stasera. E c'è stata la regata storica tra contestazioni e un pubblico scarso questa volta, è stata una regata storica diversa. Secondo qualcuno la ricetta per tornare ad avere gli spettatori di un tempo c'è. Sentiamo. Come ci si aspettava, alla regata storica non sono mancate le contestazioni dopo l'inchiesta giudiziaria che si è abbattuta in città. Durante il corteo sul Canal Grande, infatti, le società remiere hanno rifiutato l'alzaremi davanti alla macchina delle autorità, mentre l'opposizione unita in Consiglio Comunale ha deciso di seguire la manifestazione lungo le sponde del canale e non dal palco ufficiale. Ma al di là della specifica situazione, la storica sembra non attrarre più il pubblico di un tempo e secondo l'ex assessore comunale allo sport e attuale presidente di Ascom, la ricetta per tornare all'antico splendore ci sarebbe. Io penso che vadano tenuti presenti le difficoltà climatiche che oggi ci sono nella prima domenica di settembre, una domenica molto calda, le famiglie vanno ancora tutte al mare o sono ancora in montagna e quindi bisogna valutare, andando contro la storia ma comunque essendo realistici su quello che è ormai lo sviluppo del clima nel mondo, di spostare la regata storica in avanti di almeno 2 settimane e parallelamente andrebbe valutata anche la possibilità di iniziare la celebrazione della regata storica verso sera, imitando la città di Pisa che già da molti anni tutte le feste patronali le vive in serata, dando la possibilità alle persone che rientrano dalle spiagge di poter partecipare attivamente alla festa patronale, dove la città di Pisa in questo senso somiglia molto a Venezia in quanto Repubblica Marinara. È tutto per oggi, grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneta, grazie ai nostri registi Francesco Ceron e Italo Morau. Ci vediamo stasera a Focus, non mancate, grazie, arrivederci.